la prima palla 2 alzata, il primo possesso, sempre di Azuma a ribaltare il lato, la difesa di San Martino bucata in questa situazione da Fassina, recupero di palla da parte di Santucci che è già dall'altra parte con il reverso poi di Yasuma. Sì, San Martino è un po' contratta, soprattutto in attacco, ecco che si sblocca. Sicuramente di livello per Venezia, qui la palla in angolo per il tiro a 3 punti di Santucci, prende il palleggio, arresto e tiro a 3 punti, sbaglia il rimbalzo ma c'è l'extra possesso con il tiro subito dalla lunetta per non dover attaccare contro la difesa spiegata. Qui va la palla per Dedic, consegnato di nuovo con Yasuma ad attaccare in 1 contro 1 fino in fondo con Santucci che penetra dallo scarico fuori per Cuier, probabilmente frazione di passi, non la vedono gli arbitri rispetto alla transizione. Qui la palla dentro ancora una volta per Kubai, anticipo, e sento molto parlare le giocatrici in campo per aiutarsi anche. Qui subito raddoppiata dalla difesa, fuori la palla per Santucci che prende e realizza troppo presto il raddoppio. Intanto subito dall'altra parte Washington, qui l'1 contro 1 di Kaczmarczyk, che le mani veloci di Yasuma che propizia il recupero, poi va in contropiede a realizzare i 2 punti, spinge dall'altra parte con la palla in lunetta, lo scarico sotto per il tiro, fa la differenza. Qui il primo possesso del secondo quarto parte bene per San Martino, qui Milazzo col palleggio vivo sfrutta il blocco di Verona, fuori la palla per Dedic che si alza da 3 punti a realizzare la tripla, rimbalzo controllato da Venezia che è già dall'altra parte, bellissimo assist per Fassina sulla difesa nelle ultime azioni del primo quarto, e qui la palla intanto per Washington in backdoor, più intensità, si fa fatica, adesso San Martino è passata a zona. Qui subito punita però dalla tripla, canestro da 3 punti, non ho visto se era da 2 punti o da 3 punti, però Washington già dall'altra parte, morale alla squadra, si danno fiducia sicuramente. Qui l'1 contro 1 e il canestro, aspettate il movimento delle compagne, dentro la palla ancora, il tiro cadendo indietro e altro canestro, controparziale di Venezia, anche se San Martino è partita comunque molto intensa in questo quarto. Qui bravissima col passo e tiro Verona, Dedic fuori la palla per Pastrello che si alza da 3 punti e realizza la tripla in transizione, dico sulla partenza forse, però Venezia è già dall'altra parte con Villa che col palleggio vivo dentro la palla per Verona, la finta e poi il tiro e altro un bel canestro. San Martino è già dall'altra parte con Milazzo palla dentro, bellissima per il canestro da sotto di Kaczmarczyk, ancora Kubai a recuperare il pallone, arriva la palla in angolo per il tiro da 3 punti a bersaglio, la rimessa ma il recupero da parte di Milazzo che prende subito il tiro, che calpesta la linea di metà campo. Milazzo prende il palleggio, arresto e tiro, poi realizza il canestro, offensivi in 2 quarti, una spina nel fianco per San Martino di Lubari, e qui il palleggio, arresto e tiro di Fassina. 22 rimbalzi per Venezia contro i 13 di San Martino nei primi 2 quarti, dice tanto in questo campionato. Lei comunque miglior realizzatrice di San Martino. Qui Kaczmarczyk intanto, rotazione difensiva di San Martino, ma buono il movimento di palla da parte di Venezia, palleggia, arresto e tiro di Yasuma, la palla per Russo subito per Kaczmarczyk che si alza da 3 punti, metà del terzo quarto di gioco, e qui l'anticipo di Washington che si invola in contropiede ad appoggiare altri 2 punti a tabellone, va sul lato sinistro, ancora forse accompagnata da parte di Villa, poi esita, è rimasta in sospensione, adesso recupera palla Yasuma che recupera palla fino in fondo in contropiede a realizzare, Villa col palleggio vivo, sfruttare i blocchi, forse blocco in movimento, qui altra hesitation e riesce a propiziare un extra possesso per le Lupe con Milazzo che prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti, 24 a giocare, ancora Villa con la palla dentro per Cuier, fuori nell'angolo per Santucci che si alza da 3 punti e realizza la tripla. Washington che parte centralmente di forza contro Santucci, non riesce a servire la compagna sotto, fuori la palla per Washington che si prende il tiro da 3 punti, nessuno la taglia fuori, recupera il pallone, Santucci col palleggio vivo, ancora dentro la palla per Cuier che si svita bene col semigancio destro, che non vuole rallentare, alza i ritmi, dentro la palla per Pastrello che trova sotto Verona, che riesce a penetrare, scarica per Cuier che si prende il palleggio, arresto e tiro e realizza ancora Cuier a giocare in 1 contro 1, lo scarico in mezzo alla lunetta per Villa, per San Martino di Lupari, l'uscita dai blocchi di Pastrello che prende l'arresto e tiro e rimessa dal fondo
La palla dentro per Cuier, persa dalla difesa di San Martino, un po' per vedere di trovare magari qualche vantaggio. Qui l'uscita dai blocchi e il tiro da 3 punti di Milazzo col tocco a rimbalzo e a ridare un possesso a San Martino di Lupari con la palla per Kaczmarczyk, l'1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare il pareggio che va da Madera partire in 1 contro 1, prendersi il palleggio, arresto e tiro, ancora Russo col palleggio vivo ma da dietro il recupero di palla da parte di Santucci che va fino in fondo dall'altra parte, il penetra e scarica per Diasuma, ancora la palla per Santucci, persa dalla difesa di San Martino di Lupari e punisce con la tripla che non sa bene cosa fare, trova dentro Washington che si gira bene, realizza altri 2 punti, cerca comunque il tiro Milazzo, però finisce così a San Martino di Lupari il derby per la 12ª giornata di Serie 1 targata Tech Fine, con la vittoria dell'Umana Reyer Venezia sul fila San Martino di Lupari con un punteggio di 71 a 63.